filmando. Ecco qua, siamo arrivati sopra. Ciao a tutti, oggi siamo sul lago di Calaita che vedete alle mie spalle e abbiamo deciso di fare una passeggiata con un 600 metri di dislivello fino a cima Grugola. Grugola, un nome molto buffo. Abbiamo il lago ghiacciato anche. Molto bello. Cioè, veramente merita. Bello, Rischiamo la sorte per vedere se troviamo neve, perché arriviamo fino a 1100 e passa metri di quota, quindi vediamo se ci si arriva senza ramponi. Sì, perché non abbiamo ramponi, non abbiamo niente. Ma abbiamo pancetta e formaggio cotto. Sì, e funghi. I funghi. Va bene. Proviamo? Cosa dici? Sì, dai. Stiamo camminando. Il percorso della cima a Grugola non siamo riusciti. È strapieno di neve. È strapieno, ci vogliono i ramponi. Quindi adesso stiamo ripiegando su un altro percorso. Adesso decidiamo quali percorsi fare, un po' più bassi. Cioè, d'altronde qui inverno puro, cioè qui c'è inverno. No, c'è neve fino all'altezza dei larici, non si arriva nemmeno al laghetto del Pison, quindi non c'è niente da fare. Si va dove si può andare. Sì, infatti, cioè, questa è una parte esposta al sole, non vedi neve che c'è, che è esposta, pensa a te con l'ombra, cosa viene fuori? No, il vallone non era percorribile. No. Anche perché dopo diventa pericoloso, insomma. Esattamente, anche mettere i ramponi per andare Sì, non è. Praticamente queste sono le montagne del lago Rai, queste sono le pale di San Martino, guarda che belle che sono, Ah sì, quello lì. Sì, questo è il sentierino che porta a San Martino, no? Sì, questo porta a San Martino. Quant'è? 2 ore? A piedi da qua, mi sembra 1 ora e mezza, 2 ore. Sì. Quindi... Ora stanno spuntando i crocchi. Sì, viola e bianchi. No, uno zoom. Dopo mettiamo 2 o 3 foto. Vediamo. Allora, di qua si va a San Martino e noi andiamo di qua. Visto che siamo in montagna non vogliamo andare su un paese, perché sennò che senso ha, giusto? Ma almeno facciamo un po' più di, vediamo un po' più di panorama. Quindi l'importante è che non ci sia neve, che non ci sia neve. Allora andiamo giù, facciamo un altro percorso di una chiesetta, perché su non si può più andare, c'è troppa neve e c'è il ghiaccio e qui quindi si andava allo Spitz del Doch. Andiamo un po' avanti, ma vediamo che sembra molto. Sì. Tra l'altro adesso non siamo ancora in quota, quindi sì, no, siamo ancora qua, figurati tu. Ecco, cioè, no, non riusciamo. Certo che in periodo troviamo neve dappertutto, oddio, qualsiasi. Niente, dobbiamo stare giù di quota. Dobbiamo stare giù. Peccato. Allora andiamo a Spitz del Doch, che non so se notate, Spitz vuol dire cima, Spitze in tedesco. Poi c'è la preposizione con l'articolo in italiano e poi Doch, che molto probabilmente è Dach, cioè tetto in tedesco, quindi la cima del tetto. Misto italiano e tedesco. Andiamo alla cima del tetto allora. Andiamo alla cima del tetto. Ok.
Bel viale, in mezzo al bosco. Speriamo di non trovare la neve. C'è un'aria però, ragazzi miei, speriamo che non ci cade qualche albero in testa, Dio. San Martino dovrebbe essere, o no? Ma Fieri Primiero? Sì, hai ragione, San Martino è di là. Volevo vedere se eri attenta, non ti perdi. Bel paesaggio comunque da qui, ragazzi miei. Ecco perché ci sono i caprioli. È pieno di caprioli. È un bel posto. Pieno di caprioli. Pieno. Andiamo. Speriamo che ci faccia passare. Il tempo si sta anche nuvolando. E sta andando. Tieni, riprendi un po'. Ha un profumino, peccato che sulla telecamera non si senta il profumo. Ok, dammi 2 piatti, almeno uno alla volta, che mettiamo i funghi adesso. Però qua, formaggio che fila. Via. Funghetti. Questi qua col gusto del formaggio, ragazzi miei, cioè osservate che assaggio se sono caldi o no. Ok, tanto bene così, poi mangiamo il resto. E buon appetito. E buon appetito proprio. Sì. E questa è la neve.
Oh, speriamo che non ci prenda la bufera di neve. Ok, siamo scesi. Ecco, siamo scesi dalla Spitz del Dock e adesso, non so se lo vedete, sta nevicando. Sì. E abbiamo visto le pale di San Martino, abbiamo mangiato il formaggio con vista sulle pale di San Martino. Bello il posto su comunque, la vetta. Sì, veramente vetta, la bellissimo. vetta. Una vista Sì, strepitosa. sulle pale. E c'erano anche tracce di cervi, Sì. ma non ne abbiamo visti purtroppo. Adesso stiamo rientrando alla Malga. Sì, sta iniziando a nevicando, abbiamo trovato la neve col sole su. Ma adesso sta cominciando a veramente a rannuvolarsi, conviene rientrare. Sì, stiamo Tra rientrando. Comunque dai, è stata una giornata tranquilla. Non siamo riusciti ad andare su perché c'era troppo ghiaccio, in realtà ci volevano i ramponi, ma non diventa più un trekking, diventa qualcosa di più impegnativo. Ma no, pericoloso anche no, ma diventa impegnativo, insomma. Vogliamo fare cose tranquille noi in questo periodo, giusto? Va bene, arriviamo alla Malga e poi ci aggiorniamo. Ok, siamo arrivati in baita. Eccoci qua. Sta nevicando anche, però facciamo vedere, sì, dai. sì, sta proprio Cioè, guarda, sta nevicando col sole. Cioè, l'ultima neve della stagione. Bella così. Qui siamo. Ok, siamo arrivati. Siamo alla Maria Calaita, siamo rientrati. Adesso andiamo a berci una bella cioccolata perché sì. c'è un ventaccio e Sì. anche fa freddo. Insomma, come percorso che tranquillo, Tranquillo, senza nessun problema, un poco di slivello. Diciamo che è stato un po' un ripiego Sì. rispetto a quello che volevamo fare alla cima Grugola, ma insomma lo faremo tra un mesetto. Certo. Quindi tra un mese lo rivedete su YouTube. Quando si è sciolta tutta quella neve che vedete lì, non so se riesci a inquadrare. Sì. C'è il vallone tutto pieno di neve. Esatto. Comunque dai, percorso da 1 a 10. Ma di difficoltà o di... No, di bellezza. Intanto No, andiamo. bellezza era carino. Dai, 6,5. 6,5, sì. 6,5 perché c'era una bella vista da sopra, ma delle niente di pale, sì, particolare. niente di, vabbè, comunque 6,5. Ecco, poi... Difficoltà? Niente. 5, Manca 4,5. 4,5. 4,5. Non è per bambini, oddio, forse San Martino sì, un percorso Sì, per il San Martino percorso sì. diciamo lungo la strada sì, poi Sì. dopo per arrivare alla cima un pochino Sì. più... Ma non è nemmeno difficile, non è esposto ed è tranquillissimo. Comunque non so se si vede il paesaggio, adesso viene fuori con il sole. Sta nevicando col sole, Sta incredibile. nevicando col sole. Facciamo un 360 gradi, giriamo. Comunque sì, dai, chiudiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!